Sapore di Miss. Nella città di Jesolo è stata incoronata la nuova reginetta di bellezza. Una serata che ha visto l'unione di danza, musica e spettacolo. Vediamo il servizio. Danza, cabaret e musica, un connubio di performance artistiche che hanno visto l'elezione della reginetta di Jesolo nella serata di venerdì 30 agosto. Un evento reso possibile dal produttore artistico Matt Pawana e dall'energia e lo spirito creativo di Oscar Cacace, presidente dell'associazione Happy Smile Animation, che insieme a Fabiola Di Caprio ha presentato la serata sotto il cielo stellato di Piazza Aurora. L'Happy Smile Animation è la mia agenzia di animazione per i bambini, però da un po' di anni si cimenta anche in altri campi e quest'anno ho tentato di fare una sfilata per dare un volto femminile alla nostra città, ma non potevo farlo senza la Fabiola Di Caprio che mi ha aiutato in questo progetto che comunque è andato benissimo. Non solo Miss, ma tanti artisti, sempre di Jesolo, Venezia, Cavallino Treporti. Abbiamo avuto ballerini, cabarettisti, cantanti, un po' di tutto, per tutti i gusti. Una serata che ha avuto molto successo per il numero appunto di persone che fino all'ultimo hanno voluto esserci e vedere la Miss. C'era la suspense, no? C'era la reginetta di Jesolo, il primo volto femminile del 2013 che poi insomma questo volto verrà usato fino alla prossima edizione. Poi sai, alla fine le sfilate quando fai 3-4 uscite non dico che possono risultare noiose ma quasi. Allora noi abbiamo pensato un po' di arricchirle con questi artisti, un po' di musica, chi cantava, chi ballava e la gente questo l'ha apprezzato perché insomma la serata è durata più di un'ora e mezza e sono rimasti tutti incollati alle sedie. Una serata che ha avuto un enorme successo e che ha visto le coreografie di diverse scuole di danza, come quella di Max Calò, Sweet Devils e le performance del noto ballerino di breakdance Harry De Meyer. L'idea è nata a dicembre dell'anno scorso. Esatto, prima di Natale. Esattamente, da Fabiola Di Caprio, da Moira qui presente, da me e da Oscar Cacace. E l'abbiamo portata avanti durante l'inverno, poi il comune di Jesolo ci ha dato l'ok, la definitiva appunto per questa serata finale e siamo contentissimi di avere un volto per Jesolo, insomma 2013 e 2014 direi, no? Comunque è stata una bella esperienza, sicuramente se ci sarà, speriamo un'altra volta, insomma speriamo che ci siano anche altre Miss che vogliono partecipare assolutamente perché è un gioco e ci siamo divertiti. Più che tutti Miss quanti. diciamo reginetta di Jesolo, Acqualandia, Vivi Jesolo, insomma tutto il concerne la nostra città. Reginette, metti sotto reginette. Oltre all'incoronazione di Miss Jesolo, madrina di tutti i grandi eventi della prossima stagione, sono state assegnate anche le fasce di Miss Acqualandia, Miss Piazza Aurora e Miss Vivi Jesolo. Come ti senti dopo aver appunto ottenuto la fascia diciamo più prestigiosa? Io mi sento benissimo perché è da 20 anni che vengo qui a Jesolo e la sento un po' mia, come una seconda casa, quindi il fatto di essere reginetta di Jesolo mi piace, nel senso, mi trovo bene con questo titolo, non pensavo di vincere e sono contenta che sia andata così. Una buona attrazione per la città stessa. Direi che Jesolo ormai è diventato un polo turistico anche a livello di intrattenimento tra i principali in Italia. E la manifestazione di stasera sicuramente ha aggiunto un ulteriore valore a quello che già Jesolo offre tutti i giorni naturalmente. E direi peraltro che Jesolo, che è conosciuta per le sue bellezze turistiche, quest'anno ha saputo anche far vedere che alle bellezze turistiche sa aggiungere anche delle bellezze femminili. Presente all'evento, oltre al presidente del patrocinio del comune, Bars Mario, anche il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, soddisfatto della serata e promotore dei prossimi eventi che rispecchiano lo spirito creativo della città. Diciamo è la prima esperienza che facciamo come per avere una nostra reginetta di Jesolo e quindi è con piacere che quando hanno proposto all'amministrazione comunale questo evento l'abbiamo sicuramente appoggiato e quindi un ringraziamento a chi ha pensato a questa cosa, quindi ben venga e un benvenuto a questa reginetta di Jesolo. È andata bene, noi ci auguriamo Fabiola che l'anno prossimo insomma saremo ancora qui, no? Ci vediamo nel
2014.